Paolo Tosetto, responsabile regionale del calcio femminile veneto, al termine della finale, della giornata conclusiva di Rosa di Maggio. Paolo, è stata una giornata fantastica, insomma, riuscita perfettamente dal punto di vista dell'organizzazione, con al di là degli aspetti tecnici, insomma, dei valori anche importanti che avete cercato di trasmettere a queste ragazze. Vero, vero. Allora il salto in più secondo me che abbiamo avuto quest'anno, oltre all'aspetto che si è mantenuto a livello tecnico, perché ho visto del gran calcio, ma soprattutto ho visto del grande fair play e abbinato, grazie diciamo così, al connubio forte che abbiamo avuto con il comune che ci ospita, quindi il comune di Vittorio Veneto, è stato quello di collegarsi a determinati altri valori e far passare determinati messaggi che purtroppo non dovrebbero servire, ma invece in qualche maniera servono, quindi collegati a quello che può essere un messaggio di aiutarci tutti assieme a combattere questa violenza che non deve più esserci assolutamente sulle donne. Giorgia Rossato, responsabile regionale per il settore giovanile scolastico dell'attività femminile, al termine della festa finale, della giornata conclusiva di Rosa di Maggio. Giorgia, che giornata è stata? Direi un successo, insomma, su tutti i fronti, una bella giornata piena di emozioni e anche, insomma, dal punto di vista tecnico le ragazze hanno messo in mostra dei buoni valori. Certo, confermo assolutamente una grande giornata di calcio, una grande giornata veramente di sport, di divertimento. Le ragazze oggi hanno sostanzialmente giocato solo ed esclusivamente per divertirsi, non c'era classifica, non c'era coppe da vincere, hanno giocato solo per il gusto di giocare a calcio e secondo me, secondo noi organizzazione che abbiamo proposto questa giornata finale, abbiamo pienamente raggiunto lo scopo, perché il divertimento è il primo mattone su cui fondare un grande calcio. Quindi non possiamo che dirci contenti e felici della partecipazione delle squadre, che sono state molte, alla fine 7 per la categoria giovanissime, 7 società per la categoria esordienti, hanno giocato tutto il giorno, hanno cominciato alle 10 di questa mattina e hanno concluso alle 18, quindi 9 ore di calcio quasi, non c'è che da essere strafelici, veramente. Complimenti a tutti e un ringraziamento a tutte le società che hanno partecipato oggi, alle famiglie che sono disponibili a far praticare questo sport ancora un po' troppo di nicchia. Ci auguriamo in questi anni veramente di aprire le porte dei nostri campi da calcio anche alle ragazze, perché oggi hanno dimostrato che sanno giocare, che sanno fare grandi cose e che anche nel calcio femminile, come si dice adesso, tanta roba. Andrea Dragone, responsabile di Passa le Scarpe, iniziativa promossa da The Small Now Onlus, qui alla festa finale di Rosa di Maggio. Andrea, se ci vuoi parlare un po' della vostra iniziativa, insomma, e di cosa vi ha portati qui oggi. Sì, allora Passa le Scarpe è un progetto che si rivolge a tutti gli sportivi che intendono dare una nuova vita alle loro scarpe da calcio, da running e da calcio 5. Perché? Perché fondamentalmente pensiamo che in questo modo possiamo educare le nuove generazioni e tutti coloro che utilizzano il materiale sportivo ad utilizzarlo in modo un po' più responsabile. E siamo qui oggi fondamentalmente perché volevamo affacciarci al calcio femminile, è il primo anno che abbiamo la possibilità di farlo e quindi si è presentata l'opportunità e perché no, non coglierla. Quindi siamo qui oggi, ci stiamo godendo la splendida giornata, abbiamo anche già ricevuto alcune scarpe, perciò speriamo insomma che intanto le ragazze possano conoscere il progetto e poi magari insomma donare anche le loro scarpe da calcio.